La Chiesa ha 7 nuovi santi, fra di loro Paolo VI e Monsignor Romero. Durante la canonizzazione il Papa ha ricordato che i santi sono stati capaci di rischiare per seguire Gesù senza tiepidezza e senza calcoli. Il catechismo risponde a una chiamata che impegna per tutta la vita. In cattedrale la consegna del mandato da parte del Vescovo. Monsignor Tanasini è invitato a studiare il progetto catechistico diocesano. Con la riapertura di via 30 giugno deciso il miglioramento della situazione del traffico a Genova. A 60 giorni dal crollo del Ponte Morandi, ripristinato un primo collegamento con la Valpolcevero. Anche Moconesi avrà una piazzola per l'elisoccorso, sarà realizzata nella zona del campo sportivo. In partenza i lavori per la riqualificazione di Piazza dei Pescatori a Gattorna e dell'ex scuola elementare di Cornia. Gli studenti meritevoli del Tigullio premiati da Rotary e dalla Fondazione Zavattaro, riconosciute le capacità di alunni di terza media, superiori, universitari e operatori del mondo sociale. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Da ieri la Chiesa ha 7 nuovi santi, sono stati canonizzati da Papa Francesco durante la celebrazione presieduta sul sagrato della Basilica di San Pietro. Si tratta di Papa Paolo VI, timoniere del Concilio Vaticano II, di Monsignor Romero, da sempre al fianco dei poveri e degli emarginati, Don Francesco Spinelli, fondatore dell'Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, Maria Caterina Casper, fondatrice della Casa delle Povere Ancelle di Gesù Cristo, Don Vincenzo Romano, sacerdote che portò alla rinascita Torre del Greco dopo l'eruzione del Vesuvio, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, fondatrice della Congregazione delle Suore Missionarie Crociate della Chiesa, e Nunzio Sulplizio, che fu modello per i giovani. Il mondo ha bisogno di santi, ha detto Papa Francesco durante il rito, e tutti noi, senza eccezioni, siamo chiamati alla santità. Non abbiamo paura. La sintesi del servizio curato da Radio Vaticana. Vediamolo insieme. I 7 drappi collocati sulla facciata della Basilica di San Pietro mostrano al mondo di oggi la via luminosa della santità, conquistata con il sì a Dio, con il rischio di lasciare tutto per seguirlo, con un cuore libero che ama il Signore, un cuore gioioso di cui oggi, spiega Papa Francesco nell'omelia della messa di canonizzazione dei 7 nuovi santi, c'è grande bisogno. Un cuore alleggerito di beni che libero ama il Signore diffonde sempre la gioia, quella gioia di cui oggi c'è il grande bisogno. Gesù oggi ci invita a ritornare alle sorgenti della gioia, che sono l'incontro con Lui, la scelta coraggiosa del rischiare per seguirlo, il gusto di lasciare qualcosa per abbracciare la sua via. I santi hanno percorso questo cammino. Francesco ricorda la figura di Paolo VI, testimone di bellezza e gioia nel seguire Gesù pur nella fatica e nelle incomprensioni, sull'esempio dell'Apostolo del quale assunse il nome. Come lui ha speso la vita per il Vangelo di Cristo, valicando nuovi confini e facendosi suo testimone nell'annuncio e nel dialogo, profeta di una Chiesa estroversa che guarda ai lontani e si prende cura dei poveri. Oggi ci esorta ancora, insieme al concilio di cui è stato il sapiente timoniere, a vivere la nostra comune vocazione, la vocazione universale alla santità, non alle mezze misure, ma alla santità. Il Papa poi delinea la santità di tutti gli altri testimoni della fede, capaci di tradurre con la vita la parola di oggi, senza tiepidezza, senza calcoli, con l'ardore di rischiare e di lasciare. Papa Francesco all'Angelus ha ringraziato le delegazioni ufficiali di tanti paesi presenti, venute a rendere omaggio ai nuovi santi che hanno contribuito, ha detto il Pontefice, al progresso spirituale e sociale delle rispettive nazioni. Tra di loro Sua Maestà, la Regina Sofia, il Presidente della Repubblica Italiana, i Presidenti del Cile, di El Salvador e di Panama. Infine un pensiero speciale all'Arcivescovo di Canterbury Rowan Williams e al gruppo delle ACLI, molto legato a Paolo VI.
La storia del miracolo attribuito all'intercessione di Papa Montini è legata alla nascita della piccola Armanda Tagliaferro, figlia secondogenita di Vanna e Alberto Tagliaferro. La coppia, a cui i medici avevano consigliato un aborto terapeutico, ha affidato le proprie scelte al Santo Papa Paolo VI e ha portato avanti la gravidanza sino alla nascita di questa bimba che oggi gode di ottima salute. Nel servizio La Storia, con le interviste realizzate da Marina Zerman di Telepace Verona, che saranno poi trasmessi in uno speciale dedicato proprio a Santo Paolo VI. Vediamo. È legato ad una famiglia di Legnago, in provincia di Verona, il miracolo attribuito all'intercessione di Papa Paolo VI che ha portato alla canonizzazione del Beato. Vanna ed Alberto Tagliaferro aspettano il secondo figlio. Alla 13ª settimana Vanna decide di eseguire la villocentesi, esame prenatale per accertare che il feto non abbia anomalie. La scelta è emotiva. Pochi giorni prima Vanna ha acquistato tramite internet una culla usata dalla mamma della piccola Giorgia, bimba scomparsa a soli 3 mesi per una grave malformazione. Questa storia turba la gestante tanto da sottoporsi all'esame invasivo. A 13 settimane e 3 giorni ho avuto una rottura delle membrane dovuta a un'indagine prenatale che avevo fatto e dove ho perso tutto il liquido amniotico e quindi con il liquido, la possibilità di sopravvivenza di mia figlia. La scienza non lascia scampo, la bambina ha possibilità praticamente nulle di sopravvivere o, nella migliore delle ipotesi, di nascere gravemente malformata. A dare la forza alla giovane famiglia veronese di portare avanti la gravidanza è proprio la piccola che lotta nel grembo della madre. Il suo cuoricino continuava a battere contro tutto e contro tutti, per cui noi l'abbiamo semplicemente ascoltata. Tutti i pareri medici sembrano condannare la bambina, tranne quello di un ginecologo che dà un consiglio alla coppia. Il dottor Martinelli, e lui ci ha appunto detto di andare a pregare questo Papa, perché proprio in quei giorni veniva beatificato, proprio per l'intercessione di questo miracolo, di questo feto. E sono andata in chiesa, perché visto che dai medici non riuscivo ad avere buone notizie, ho sperato di trovarle in chiesa. La notte di Natale del 2014 inizia il travaglio. Il papà non assiste al parto, ma in corridoio prega dinanzi al presepe. Intanto alla mamma viene negata anche un'ultima richiesta, quella di parto cesareo. Tu hai già fatto tanto, sei arrivata fin qui, ormai non c'è più niente da fare, il cesareo è comunque un intervento chirurgico e non vale la pena farlo perché per la bambina non c'è niente da fare. Alle 6,58 nasce Amanda, che al momento del parto pesa 865 grammi. Per i genitori non ci sono dubbi, l'intercessione di Papa Paolo VI ha determinato il miracolo. Ha scritto in Amanda l'umane vite, l'ha raffigurata in modo terreno. Veniamo ora in diocesi. Il vescovo ha consegnato il mandato ai catechisti. Insegnare il Vangelo ai più piccoli è un servizio alla Chiesa e una vocazione, spiegato in cattedrale a Chiavari. Per noi invitare a comprendere meglio il progetto catechistico diocesano. Vediamo il che abbiamo realizzato. A che impariamo, Signore, da te, che più grande chi più sa servire. Il catechista risponde ad una chiamata che lo impegna per tutta la vita. Non lo fa soltanto perché gli piace o perché dà un qualche potere educativo. Nel consegnare il mandato in cattedrale, il vescovo ha spiegato che il catechista è una vocazione e per questo è chiamato all'umiltà del servizio e ad essere testimone del Vangelo con la sua vita. Non si può essere catechisti senza aver fede, senza vivere la vita cristiana. Non si può essere catechisti trascurando la messa domenicale, cioè il centro della vita cristiana. Non si può essere catechisti perché non si può essere in questo modo testimoni. Monsignor Tanasini ha poi affidato un compito, un cammino di crescita, ha detto, studiare e conoscere a fondo il progetto catechistico offerto dalla diocesi. Lo chiedo ai sacerdoti, lo chiedo ai catechisti, giovani e anziani, anche agli anziani, perdonatemi se insisto. Abbiate la bontà
e l'umiltà di studiare questo progetto, perché fino adesso è stato un po' snobbato, dicendo appunto ma noi lo sappiamo già, noi sappiamo cosa fare. Abbiate pazienza. Se c'è un nuovo progetto, che ormai sono alcuni anni che è stato dato, provato, io vi chiedo di prenderlo sul serio. Rispettare le regole sì, ma senza smettere di essere creativi nell'annunciare la parola. Il vescovo, infine, ha ammesso di nutrire un grande affetto per i catechisti e li ha ringraziati per il servizio. Grazie per l'impegno che profondete, per il tempo che donate, per la fatica. E al mattino il Vescovo ha celebrato la Santa Messa a San Bartolomeo della Ginestra di Sestri Levante in occasione della festa di Nostra Signora del Soccorso. In questo contesto, al termine della celebrazione, Monsignor Tanasini ha consegnato direttamente il mandato ai catechisti delle parrocchie di San Pietro e di San Bartolomeo. È stato un lunedì di quasi normalità per quanto riguarda il traffico del ponente genovese. Le lunghe code con le quali gli abitanti della Val Polcevera avevano fatto i conti nelle settimane successive al crollo del ponte Morandi sono state notevolmente ridotte grazie alla riapertura sabato sera di via 30 giugno, strada di collegamento lungo la sponda destra del torrente Polcevera, dissequestrata dalla magistratura e ripristinata a tempo di record. Vediamo. Sono gli stessi commissari straordinari per l'emergenza e per la ricostruzione, il governatore ligure Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, a rimuovere la transenna che impediva l'accesso e il transito lungo via 30 giugno, la strada di collegamento in sponda destra del Polcevera chiusa dal 14 agosto e nei giorni scorsi dissequestrata dalla magistratura che sta indagando sul crollo del ponte Morandi. Un primo tassello di un ritorno alla normalità ancora lungo e difficile. Quindi questo è un grosso risultato per la città, seguiremo, questa è solo la prima strada che apriamo in Val Polcevera, abbiamo il piano di aprire anche le altre. Non posso dire quando, ma ci stiamo lavorando. 2 mesi di lavoro, come diceva il sommo poeta, amato e acceleratissimo per cercare di dare delle risposte alla città. Quest'oggi aver visto passare le prime macchine nella zona rossa, aver visto dei cittadini che ci hanno ringraziato per quello che hanno fatto, devo dire che mi ha ripagato delle notti insonne, delle ore faticose che ho passato per cercare di risolvere la situazione. Sono veramente soddisfatto di quello che abbiamo fatto. La viabilità lungo la via è stata ripristinata a doppio senso di marcia. Un'attesa boccata d'ossigeno per residenti e commercianti della Val Polcevera e in generale per il ponente genovese. Necessarie però alcune modifiche per rendere definitiva ed efficace la nuova viabilità. Questo qua è un passo importantissimo per arrivare alla normalità e si sente anche dai rumori di ringraziamento. È un grandissimo passo che poi sarà, diciamo, non dico completato, ma sicuramente rafforzato dall'apertura del collegamento dell'810 con l'autostrada, che farà anche quello assolutamente la differenza. Saranno quest'opera più l'altra, saranno 2 soluzioni che porteranno la città quasi alla normalità. Quindi assolutamente il percorso che abbiamo iniziato in 2 mesi, ricordiamo che sono passati solo 2 mesi, è assolutamente interessante e sta piano piano risolvendo una situazione imprevedibile e nuova per quasi tutta l'Europa. Una cosa del genere non è mai successa da nessuna parte. Intanto, a partire dalle 8 di giovedì 18 ottobre, gli sfollati potranno tornare nelle loro case di via Porro e via Walter Fillac per recuperare i propri beni. A denunciarlo oggi il presidente della regione Toti e il sindaco di Genova Bucci. Il via libera è arrivato dopo il parere favorevole della commissione tecnica che ha analizzato i dati ottenuti dal sistema di monitoraggio con sensori della pila 10 del troncone di levante del Ponte Morandi. La stessa commissione fa sapere però che il programma di rientro potrebbe subire delle modifiche nel caso sopraggiungessero dati negativi. E questa mattina infine sono stati premiati i volontari della Croce Rossa della Liguria che hanno operato dopo il crollo del ponte e dopo il terremoto di Amatrice del 2016. A 26 operatori con particolare professionalità nel soccorso tra le macerie e nella ricerca dei dispersi è stata consegnata una targa di ringraziamento. Passiamo alla cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Genova ha confermato la condanna a 30 anni per Claudio Borgarelli, l'infermiere che 2 anni fa uccise e decapitò lo zio Albano Crocco nei boschi di Lumarzo. I giudici hanno escluso la premeditazione e confermato la sussistenza dei futili motivi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo investigativo. Borgarelli uccise lo zio perché non voleva che passasse sul suo terreno.
Stanno per partire nel territorio del comune di Moconesi una serie di lavori pubblici piuttosto importanti. Verrà infatti riqualificato l'edificio dell'ex scuola elementare di Cornia, dove saranno realizzati 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica e un salone per gli abitanti della frazione. Prenderà il via poi il rifacimento di Piazza dei Pescatori a Gattorne. Nell'area del campo sportivo di Ferrada sarà realizzata una piazzola per l'atterraggio dell'elisoccorso. Facciamo il punto con il sindaco. Ascoltiamo. Sentivamo la necessità da tempo di trovare un posto per ospitare la piazzola dell'elisoccorso, l'abbiamo individuato nella zona del campo sportivo. Non ci costerà nulla, questa è una buona notizia per i nostri cittadini, in quanto la ditta che deve realizzare la fognatura di fondovalle, altra opera importantissima che realizzerà Iren, quindi metterà a posto tutta la fognatura del fondovalle che va da Gattorna fino a Ferrada, ha necessità di un posto dove piazzare i macchinari, i materiali. Lo daremo noi come comune, in cambio ci faremo realizzare la pista per l'elisoccorso. Andiamo nel centro di Moconesi, Piazza dei Pescatori. Qui che cosa è in progetto? Il progetto ormai sta per diventare realtà, un progetto che vede il rifacimento integrale di Piazza dei Pescatori, quale parcheggio che avevamo ampliato negli anni scorsi. In più avremo una zona lungo il fiume di area verde attrezzata per picnic e per poter mangiare e intanto far giocare i bambini con dei giochi, e in più, udite udite, finalmente riusciamo a creare anche un campo sportivo su una zona verde regalata da un nostro concittadino, una zona che verrà attrezzata con un campetto di circa 350 metri quadri, per i quali non abbiamo dovuto comprare l'area che ci è stata donata, ma vi costruiremo sopra un campetto sportivo per i bambini e per i ragazzi. Costa 81.000 euro, lo finanzieremo credo con un mutuo del credito sportivo classico, i lavori dovrebbero partire entro fine anno, inizi 2019. Andiamo poi a Cornia, qui c'è il progetto di recupero di un edificio, un'ex scuola. Un'ex scuola elementare, da tanti anni ormai in disuso, potremmo dire in degrado. Abbiamo ricevuto con la passata amministrazione regionale dei fondi per la riconversione a edifici edilizia residenziale pubblica. Ovviamente da quando saranno finiti i lavori avremo anche questi 4 alloggi, ma soprattutto un luogo pubblico, una specie di locale di 100 metri quadri, ed è questo che ci ha mosso a fare tutta l'operazione, che metteremo a disposizione della popolazione di Cornia per avere un punto di ritrovo per Cornia. Ci costerà alle casse del Comune di Moconesi 100.000 euro, cofinanziamento, il finanziamento regionale 500.000 euro. Il rischio trasferimento di 45 dipendenti della Astore di Casarza Ligure sarà portato all'attenzione del Consiglio Comunale Congiunto dei Comuni della Val Petronio, in programma questa sera alle ore 21 a Villa Sottanis. L'obiettivo è il confronto tra amministrazioni per proporre una linea condivisa volta alla difesa dei lavoratori aziendali. La seduta del Consiglio sarà trasmessa in diretta su Telepace 3 al canale 115, sarà poi replicata domani alle 8:30 e alle ore 15 sempre su Telepace 3. Il gruppo consigliare Noi di Chiavari annuncia di aver querelato per diffamazione il presidente del Consiglio Comunale Antonio Segalerba. Sotto accusa un post apparso sulla pagina Facebook di Avanti Chiavari e firmato dallo stesso Segalerba. Veniamo accusati, dicono Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi, di aver previsto nel nostro piano urbanistico migliaia di metri cubi di residenze e incubatori sulla colmata. Riteniamo, proseguono, che sia gravemente lesivo della nostra immagine, della nostra storia, della nostra dignità. Nel pomeriggio di oggi è arrivata la solidarietà a Segalerba da parte dei capigruppo di maggioranza Alberto Corticelli, Giorgio Canepa e Giovanni Giardini. In una nota i 3 difendono il Presidente del Consiglio Comunale, mette serietà e dedizione in quello che fa, scrivono, nel rispetto della dialettica politica. Infine le dure parole utilizzate dal gruppo Noi di Chiavari per presentare la querela non sono state accettate dal sindaco Marco Di Capua, che nel tardo pomeriggio odierno ha annunciato di aver a sua volta querelato i 3 consiglieri di minoranza. Passiamo alla cronaca. A partire dal mese di luglio i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Genova hanno effettuato controlli su 32 siti destinati al conferimento dei rifiuti dislocati su tutto il territorio regionale. Nel corso dell'operazione sono state rilevate 5 violazioni, di cui 3 amministrative, per un totale di 1.600 euro circa, e anche 2 penali.
Il monitoraggio ha riguardato società operanti nel settore di gestione dei rifiuti, quindi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. L'aspetto amministrativo maggiormente sottovalutato riguarda la tenuta incompleta del registro di carico e scarico dei rifiuti. Le violazioni penali invece sono il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle autorizzazioni, come la mancanza della prevista cartellonistica per delimitare aree particolari, la mancanza di impianti, di bagnature in caso di siti che trattano materiali polverosi o il non rispetto del cosiddetto layout aziendale. Le ispezioni continueranno anche nelle prossime settimane. 2 residenti di Mezzanego, una donna e un uomo, sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali. Lo scorso settembre 2 all'interno di un locale di via Fascia, Sassi Levante, hanno litigato per futili motivi con una donna, provocandole ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Dopo la querela della vittima e a conclusione delle indagini sono dunque scattate le denunce. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria polacca nei confronti di un 43enne straniero ufficiale in congedo dell'esercito. L'uomo era stato condannato a 1 anno, 5 mesi e 29 giorni di reclusione per risse e lesioni gravi perpetrate nella sua patria nel 2012. L'uomo è stato associato alle carceri di Genova Marassi. Alla Società Economica di Chiavari sono stati consegnati i premi agli studenti meritevoli del Tigullio e agli operatori locali dediti a iniziative sociali di pubblica utilità. I riconoscimenti sono del Rotary Club Rapallo Tigullio e della Fondazione Mario Elina Zavattaro. Vediamo. Il Rotary Club quali ragazzi premia? Ma il Rotary premia con una medaglia d'oro ragazzi che hanno fatto lo scorso anno la terza media e sono distinti nel corso di studio naturalmente. Per tutti gli istituti presenti sul territorio sono risultati migliori come risultato finale delle rispettive classi. Premiamo 18 ragazzi più 3 ragazzi del villaggio del ragazzo e poi diamo 4 contribuzioni per opere sociali. È la Fondazione Zavattaro, sono le famiglie che insieme fanno sistema e portano avanti i ragazzi affinché oggi ricevano un premio come studenti, ma domani possono anche costituire una nuova classe dirigente, di cui fondo noi ne abbiamo molto bisogno. Miglior studente di terza media, hai iniziato le superiori, che percorso hai deciso di fare? Adesso sto frequentando il liceo classico qui a Chiavari e ho deciso di farlo soprattutto per il mio interesse verso le materie umanistiche e prima facevo le scuole medie a Casarsa Ligure. Hai già idea di che cosa ti piacerebbe fare nel futuro? Veramente non ho proprio un'idea precisa, però penso che comunque facendo un liceo classico potrò avere la possibilità di fare più cose e quindi avrò tempo per decidere ancora. Sono appassionato di italiano soprattutto e mi piace molto scrivere, ma anche lettere classiche, quindi greco e latino, anzi in particolare latino sicuramente. Un consiglio per essere uno studente meritevole? Tanto impegno e anche passione e seguire soprattutto le cose che piacciono. Secondo una tradizione ormai consolidata, questa mattina gli studenti della classe seconda dell'Istituto Alberghiero di Lavagna hanno visitato il frantoio della cooperativa agricola Lavagnina. La struttura è in piena attività, complice una stagione olivicola che pare sia partita veramente con il piede giusto. La raccolta delle olive è iniziata in anticipo per ovviare a potenziali attacchi della mosca e le rese sembrano dare veramente soddisfazione agli agricoltori che si dedicano alla coltivazione delle piante. I giovani allievi hanno potuto assistere alle varie fasi di lavorazione del prodotto, dal momento dell'arrivo delle olive al frantoio, sino alla degustazione finale dell'olio novello. Il frantoio della cooperativa agricola Lavagnina è un punto di riferimento per i soci e per gli olivicoltori della zona di Lavagna e di Torni. Tra le peculiarità di quest'anno, il servizio di frangettura può contare su una nuova informatizzazione del sistema di prenotazione che garantisce tempi di attesa più brevi e una migliore ottimizzazione.
I ragazzi hanno assistito a tutto il processo, si sono dimostrati interessati, hanno posto domande appropriate agli esperti. Al termine hanno potuto assaggiare l'olio, constatandone la bontà e anche la freschezza. Anche il comune di Lavagna ha riscontrato un buon risultato al TTG di Rimini, la fiera dedicata al turismo che ha chiuso ieri i battenti. Lavagna era presente con l'associazione albergatori guidata dal presidente Tiziano Sada. Alla propria postazione, spiega Sada, sono stati portati avanti numerosi contatti anche grazie alla collaborazione col consorzio Liguria Together e allo staff della scuola alberghiera. Gli studenti, guidati dal maître Daniele Immovilli, hanno fatto gustare agli ospiti dello stand le eccellenze dell'agroalimentare del territorio. Le nostre eccellenze e il nostro livello di produzione ci devono permettere di competere sul mercato dando sempre la giusta visibilità e l'importanza al nostro territorio. Questo il commento di Sada. E a Rimini si è svolta una 3 giorni dedicata al settore balneare, durante la quale si è parlato della direttiva Bolkestein. Presente al convegno il ministro del turismo Gianmarco Centinaio, che ha spiegato che entro dicembre, al massimo gennaio, il governo porterà in Europa un documento per escludere dalla Bolkestein non solo le concessioni balneari, ma anche quelle di ambulanti, cantieri navali e impianti di risalita. L'intenzione del governo è quella di risolvere la situazione più velocemente possibile. Da questa settimana infatti inizieranno le audizioni con chi vorrà dare una mano per preparare il provvedimento. Centinaio ha poi accolto la richiesta dell'assessore regionale ligure Marco Scaiola di ritirare l'impugnativa sulla legge approvata dalla Liguria a tutela del comparto balneare dopo lo stop incontrato con il precedente governo alla fine del 2017. Questa sera alle 20 su Telepace 1, al canale 15 del vostro telecomando, torna C'è di più, la rubrica che sviluppa le 10 parole consegnate da Papa Francesco per il Sinodo dei Vescovi sui giovani in corso proprio in Vaticano. Tema della puntata sarà il vocabolario gratuità. Tante le voci raccolte che daranno forma a questa parola. Ascoltiamo una molto particolare. Giovanna, cosa significa per te gratuità? Gratuità significa dare tutto quello che hai senza qualcosa in ricambio, con felicità, con amore. È un qualcosa che ti riempie il cuore, è un qualcosa che dopo un po' non riesci a farne a meno, almeno per me. La strada che voglio seguire, penso di fare quella della mia vita. È un po' un qualcosa che parte da dentro, cioè come sentire che faccio qualcosa senza ricevere niente in cambio e sono molto più felice. Quando non calcolo, quando non penso a cosa ricavo io da quello che faccio, mi sembra che poi i gesti siano un po' più veri e abbiano un sapore un po' diverso, no? E anche qua nell'orto le cose che facciamo e anche la fatica che si fa perché la terra è bassa, perché devi piegare la schiena, mi sembra che abbiano un sapore più bello perché sono fatte gratis e quindi è un posto proprio che parla di gratuità, cioè ha proprio questo sapore qua, perché tutto ciò che si fa non è per avere qualcosa in cambio ma per regalare. Ci si sente sempre bene e con questo non voglio dire che non si fa fatica, perché come diceva la Giuppi fare fatica, però è quella fatica che quando arrivi a fine giornata ti senti felice di aver fatto, perché comunque sai di aver partecipato a qualcosa che aiuta persone più bisognose di noi. La
visita del Faro di Portofino, aperto in vie eccezionali in occasione delle giornate FAI d'autunno, ha richiamato più di 700 persone nel fine settimana e giovani volontari del Fondo Ambiente Italiano hanno guidato i turisti lungo il sentiero recentemente riaperto dal Comune. La guida dell'ente parco, Miriam Knoop, ha spiegato le caratteristiche di flora e di fauna. Giunti al faro, i presenti sono stati accolti dai volontari dell'associazione Il Mondo dei Fari e da Paolo il Farista di Portofino. Dopo questo weekend il FAI può contare su oltre 40 nuove iscrizioni, un dato importante a sostegno della fondazione. E riprende il percorso di preghiera sulla parola promosso dalle suore Clarisse di Leivi. Il tema di quest'anno è Chiamati alla santità sulla via delle beatitudini. Mercoledì 17 ottobre alle 21 nei locali del monastero Don Davide Sacco parlerà della beatitudine dei poveri. Tutti sono invitati a partecipare. E ora, come di consueto, scheda degli appuntamenti per i prossimi giorni. La vediamo insieme, la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 16 ottobre. Incontro sul lavoro a partire dalle 9:30 nella Biblioteca Comunale di Carasco. Si tratta di un momento informativo con il Centro per l'Impiego dedicato a giovani dai 18 ai 35 anni. Prosegue il 14° corso di cultura genovese. Alle 16:30 nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari, Alberto Girani parlerà del promontorio di Portofino di cui è direttore. Il tema, un patrimonio paesaggistico inestimabile. Alle 17, nella Biblioteca Civica Vago di Santa Margherita Ligure, nuovo appuntamento con il ciclo Buone pratiche per un buon inizio di vita. Gli operatori del percorso nascita del consultorio di Rapallo parleranno della promozione dell'allattamento al seno. Realtà e giovinezza, la sfida è il titolo dell'incontro in programma alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Organizzato in occasione del Sinodo dei Giovani, ha come sottotitolo È ancora possibile dare la vita per qualcuno? Relatori saranno Enzo Arnone, Fausto Bertinotti e Don Federico Pichetto. Sempre alle 21 al Teatro Comunale di Sori andrà in scena lo spettacolo Novecento di Alessandro Baricco con Corrado Delia. La serata dal via alla stagione teatrale 2018-19 organizzata da Teatro Pubblico Ligure. E infine rimane aperta la mostra dedicata alla figura e alle opere di Italo Primi e allestita all'Hotel Europa di Santa Margherita Ligure. Visto il successo di pubblico, l'esposizione è stata prorogata sino al 24 ottobre negli orari di apertura dell'albergo. Passiamo allo sport, calcio, Serie D, nel girone A un doppio pareggio per le squadre del Tigullio, la Lavagnese che ospitava a Riboli, la capolista Lecco Calcio 1912, ha chiuso il match col risultato di 1-1. A passare per primi in vantaggio i padroni di casa al 18° del primo tempo con la rete di Bonaventura che prosegue la sua serie davvero positiva. Per gli avversari il pareggio arriva al 12° del secondo tempo, una rete che porta la firma di Capogna, un punto che porta i bianconeri a quota 8 a ridosso del gruppetto che si sta formando in testa alla classifica dominata dal Lecco a 13 punti. Trasferta impegnativa per il Sestri Levante, protagonista del derby ligure col Savona. Gli uomini di Costanzo Celestini hanno messo in difficoltà gli avversari passando in vantaggio al 10° del primo tempo con rete di Croci e cullato il desiderio di conquistare i primi 3 punti della stagione sino al 17° del secondo tempo quando la rete di Virdis ha assestato il risultato sul definitivo 1-1. Un punto prezioso per i corsari che salgono a quota 2 in classifica. Il Savona ha 11 punti e nel gruppetto di testa. Prossimo turno la Lavagnese giocherà in trasferta sul campo dell'Arconatese, mentre il Sestri Levante ospiterà al Sivori la Fezzanese. Pallanuoto in Serie A1 maschile, la Pro Recco ha iniziato il campionato con una vittoria. A Bogliasco la squadra di Mister Rudic ha vinto 13-4. In A1 femminile è iniziata invece con un pareggio il cammino del Rapallo Pallanuoto, 7-7 in trasferta contro la SIS Roma. Le gialloblu hanno sprecato il vantaggio nell'ultimo tempo permettendo alle avversarie di agguantare il pareggio.
E si è disputato allo stadio Garrone di Bogliasco, sede degli allenamenti della Sampdoria, il triangolare di calcio benefico tra vecchie glorie di Genoa e Sampdoria, la nazionale italiana parlamentare e una rappresentativa dei Vigili del Fuoco di Genova. Dal punto di vista agonistico hanno avuto la meglio le vecchie glorie di Genoa e Sampe, che si sono aggiudicate il torneo. Secondo posto i Vigili del Fuoco, terzo nazionale parlamentare. L'obiettivo della manifestazione è stato quello di raccogliere fondi destinati alle vittime del crollo del ponte Moranti. Ed è vero tutto per questa sera. Al prossimo appuntamento con l'informazione è rinnovato domani alle ore 12:45 con il TG13. Vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente. Vi auguro una buona serata. Arrivederci.